Ci sono alcune edizioni del Pinocchio di Collodi che raccontano che il burattino trascorse una nottataccia d'inverno e altre edizioni che raccontano invece che trascorse una nottataccia d'inferno. Non importa quale sia la verità uscita dalla penna di Collodi, perché questa imperfezione ci regala indubbiamente una perfezione superiore. L'errore tipografico, il refuso, ci consegna così due Pinocchi possibili, meravigliosi e paralleli. Come quando il grande scrittore Alberto Savinio, fregato dalla sua macchina da scrivere, al posto di Machiavelli digitò Pacchianelli, facendo così, involontariamente, una sorta di psicoanalisi sintetica del grande filosofo fiorentino. Gli errori, i refusi e le imperfezioni sono le automobili sportive dell'intelligenza, accelerano la bellezza e fanno scoprire l'imprevisto. E ogni volta che ci si sbaglia, ripeteva un altro gigante della letteratura come Giorgio Manganelli, state certi che l'universo subito si adegua. La lezione che stiamo per ascoltare del filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani, molto più seriamente di questa piccola accidenti e rifusi, dicevo introduzione, ci sveli i segreti dell'imperfezione. La natura è piena di